Un Agregas in palla mette sotto un Cus Palermo troppo giovane ed inesperto per frenare la grande voglia di vittoria della compagine dei Templi. Dopo un inizio affrontato a viso aperto, la squadra palermitana al primo errore viene punita. Tutto succede al 24esimo, quando in piena aria il giovane difensore di casa Carollo respinge con il braccio il colpo di testa di Pavisic. Inevitabile il calcio di rigore dell'arbitro, che lo specialista Garufo trasformava dagli 11 metri. Lo stesso Carollo, qualche istante dopo, respinge sulla linea di porto un tiro destinato in fondo al sacco battuto da Mansour. Tra l'altro va sottolineato che prima del rigore di Garufo, Semensin, Mansour e poi Pavasic avevano mancato il vantaggio per un soffio. Al ritorno dal riposo, la compagine palermitana rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Terrasi per doppio giallo. La squadra biancazzurra ne approfitta, accelera le proprie azioni nell'intento di chiudere la gara e ci riesce con il difensore Cipolla imbeccato egregiamente da Garufo. Il CUS è ormai in balia dell'Acrecas e al 61esimo subisce il tris con il difensore Neri, bravo a gonfiare di testa un perfetto assist dalla bandierina battuto dal solito Garufo. L'Agregas oramai gioca sul velluto, attende la compagine avversaria al varco e sigla il quarto ed ultimo gol con Mansour a conclusione di un'azione personale portata avanti da Semensen e conclusa con un perfetto assist. Finisce tra l'entusiasmo dei tifosi ospiti biancazzurri, arrivati a Palermo in gran numero. Adesso tutta l'attenzione è rivolta domenica prossima 2 aprile, quando a scendere all'Esseneto sarà Lenna in un match che si preannuncia vincente e il cui risultato finale potrebbe rilasciare il passaporto per la D. Quella che attende l'Agregas è una settimana di grande lavoro, ma principalmente di forte tensione. Mister, Agregas bella e convincente, era quella che volevi vedere contro il CUS Palermo, è arrivata una vittoria roboante per 4-0 contro un avversario in salute. Abbiamo affrontato un avversario che veniva da 6 risultati utili consecutivi e che aveva messo in difficoltà squadre importanti. La squadra ha approcciato bene l'incontro, determinato sin dall'inizio, già da subito potevamo sbloccare il match, poi chiaramente dopo il rigore e l'espulsione dell'inizio del secondo tempo il compito è stato più agevole. Adesso la sfida contro Lenna, che è decisiva per il salto di categoria? Sì, sicuramente la partita di domenica, il risultato di domenica sarà un risultato che consentirà a l'una o all'altra di avviarsi verso la Serie D. Come si preparerà una partita così importante? Si preparano da sole queste partite, forse è più difficile preparare quella di oggi che quella con l'Enna.